Entriamo in diretta con questa 5 ANV, la quinta Assemblea Nazionale Veneta. Dopo una pre-assemblea svolta in forma ristretta, perlomeno non pubblica, privata, nella quale abbiamo affrontato una serie di temi. Bene, innanzitutto mi presento, sono Massimo Vidori, sono uno dei garanti di Assemblea Nazionale Veneta e ho il piacere di avere con noi una quindicina di associati che hanno partecipato alla riunione precedente a questa diretta. I temi della quinta Assemblea Nazionale Veneta sono, innanzitutto un minimo di sperimentazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie che la sistematica, ormai purtroppo, contingenza sanitaria ci impone di saper maneggiare con destrezza, in modo tale da non venire bloccati nella realizzazione dei nostri progetti. Primo fra tutti quello che questa riunione si doveva svolgere in presenza a Bassano con un programma che peraltro era già abbastanza ben strutturato, location e tutto già organizzati, ma purtroppo l'ennesimo atto amministrativo del Presidente del Consiglio italiano ci ha così suggerito di evitare di porre il fianco a eventuali situazioni critiche. E così abbiamo pensato di fare questa iniziativa che poi appunto stiamo rendendo pubblica ora con i social, sui social, in particolare sulla nostra pagina Facebook. Trarremo poi da questa diretta sicuramente degli spezzoni per riprendere i temi principali che andremo ad affrontare e che vi vado ad elencare. Allora, innanzitutto Davide Lovat presenterà i progetti operativi e organizzativi che sono in divenire nell'Assemblea Nazionale Veneta, che in questo periodo di difficoltà non è stata comunque ferma e si è data da fare con aspetti, proprio ripeto, organizzativi necessari e indispensabili per portare avanti credibilmente e soprattutto efficacemente un progetto così ambizioso come il nostro, ambizioso soprattutto per il fatto che è un progetto apartitico, un progetto che vuole parlare e rappresentare soprattutto il popolo veneto, non vuole rappresentare una parte del popolo veneto, vuole rappresentare il popolo veneto e anzi di più, l'Assemblea Nazionale Veneta è il popolo veneto. Dopodiché avremo un intervento di Carlo Lottieri che ci darà una lettura di quello che è stato l'ultimo, in particolare riferito all'ultima tornata elettorale, quindi l'ultimo momento politicamente rilevante dell'attualità veneta, e ovviamente per trarne qualche indicazione per quello che sarà e potrà essere il futuro operativo sia di Assemblea Nazionale Veneta e, perché no, come dicevamo prima, del popolo veneto tutto. La diretta sarà chiusa dal nostro presidente Renzo Fogliata, che tirerà un po' le fila di questa diretta, portando poi ovviamente la discussione su quello che è l'operatività della nostra associazione e i progetti della nostra associazione, le ambizioni della nostra associazione. Chiedo cortesemente una nota tecnica: a chi non stia parlando, se può cortesemente disattivare il microfono, perché altrimenti in automatico, a parte che si sente tutto, la ripresa va sulla persona che c'ha il microfono acceso. Davide Lovat, grazie. Grazie a te Massimo. Allora, ciao a tutti, anch'io mi presento per chi non mi conosce, sono Davide Lovat e sono anch'io uno dei garanti di Assemblea Nazionale Veneta. Vado immediatamente al dunque. Allora, noi dovevamo fare questa assemblea a Bassano del Grappa e c'è un motivo.
perché doveva essere una ripartenza della nostra attività dopo il periodo del lockdown e anche dopo l'ultimo periodo elettorale che ha lasciato un po' di demoralizzazione in parte del nostro movimento. Perché Bassano del Grappa? Perché se ve lo ricordate, quantomeno quelli che hanno una militanza già di qualche anno, per chi non ce l'ha di decenni, a Bassano del Grappa si tenne forse la più bella manifestazione del nostro movimento, che riempì con i colori marciani il ponte di Bassano, la piazza davanti all'ossario, migliaia e migliaia di persone, tanto che qualcuno strabuzzò gli occhi. Forse da quella volta c'è stata anche un po' la tendenza a spostarsi sempre più spesso verso l'aspetto elettorale, mentre per arrivare a quello straordinario risultato si era passati per l'attivismo sincero, proprio puro. A quello spirito noi vorremmo ritornare, perché è lo spirito dell'Assemblea Nazionale Veneta, quello di tornare a fare diffusione dei nostri valori sul territorio, slegati dall'impellenza delle scadenze elettorali, perché quello sarà il frutto da raccogliere eventualmente da chi si occuperà di quell'aspetto quando la base elettorale, quando il nostro popolo avrà interiorizzato quelli che sono i valori che noi vogliamo proporre. E allora, per fare questo, noi dobbiamo anche approfittare della particolare situazione attuale, con delle limitazioni nel diritto di riunirsi, nella possibilità di muoversi e di incontrarsi, per preparare il terreno. Allora, sono due i fronti sui quali l'Assemblea Nazionale Veneta si sta muovendo. Il primo è quello del radicamento sul territorio. Noi stiamo cominciando a aprire dei gruppi di lavoro a livello locale dei nostri soci, cioè chi si associa all'Assemblea Nazionale Veneta può operare quotidianamente nell'ambito territoriale dove abita con gli altri soci per fare proselitismo e per sviluppare iniziative che siano volte appunto a diffondere il verbo dell'autodeterminazione del Veneto, della presa di coscienza della nostra identità, diciamo così, a largo spettro dell'indipendentismo, questo per capirci almeno tra di noi. Ha già iniziato a operare l'area del Bassanese, che aveva appunto organizzato molto bene l'incontro che purtroppo è saltato. Da lì ripartiremo, perché glielo dobbiamo con tutto quello che stavano facendo, quando potremo finalmente fare un incontro in presenza, e sperando che questo brutto periodo potremo mettercelo alle spalle relativamente presto. Proprio nei giorni scorsi ha cominciato a operare in maniera organizzata l'area dell'Alto Vicentino, che sta già organizzando delle cose molto interessanti, perché poi quando ci si incontra si diventa ciascuno moltiplicatore delle idee degli altri, nascono cose nuove, circolano idee e appunto nascono iniziative a livello locale a una velocità che altrimenti non ci sarebbe. Sta accadendo lo stesso per la città di Verona e senza che adesso io spinga avanti, già ho contatti con altre persone in diverse zone del Veneto che stanno capendo che questa modalità operativa può essere veramente vincente, soprattutto dal punto di vista di ricreare quella coesione dietro agli ideali che sono condivisi da tutti, a prescindere da quelle che sono invece magari delle idee che dividono, che sono quelle che appunto generano i partiti. Se noi invece torniamo a operare tutti uniti almeno per l'ideale comune, ecco che diventa immediatamente più facile essere tutti quanti parte dello stesso percorso e camminare tutti avendo la stessa direzione. Per agevolare ulteriormente questa cosa e per sopperire al grave problema che abbiamo noi, che è la sottoesposizione mediatica, in quanto i media tendono a privilegiare solo le facce già note, i partiti già esistenti, partiti dico, fanno fatica con altre realtà, noi dobbiamo invece cercare di sopperire a questo grazie all'utilizzo intelligente dei nuovi media che la tecnologia ci mette a disposizione. Ecco che proprio in questi mesi, e ci arriveremo sicuramente entro fine anno, io spererei addirittura prima di fine novembre, rimetteremo online il sito Pagine Venete, che era stato concepito all'inizio di Assemblea Nazionale Veneta in un modo, ma ora lo adatteremo anche alla realtà
dei gruppi locali che lavorano, le comunità che vanno a formarsi di attivisti dell'Assemblea Nazionale Veneta, in maniera da mettere tutti in relazione, non solo, anche tutti quegli eventi che vengono fatti sul territorio, tutte quelle straordinarie manifestazioni che spesso rimangono fini a se stesse, noi potremo informare tutti quanti che ci sono, potremo riprenderle, potremo anche pubblicarle sul canale YouTube che abbiamo allestito, sempre col nome Pagine Venete, e che sarà associato e linkato al sito, che diventerà una vera e propria vetrina, bacheca, nella quale scorreranno articoli di un certo spessore assieme a scritti e contributi e iniziative le più eterogenee, le più fantasiose, le più interessanti, che arriveranno da tutti senza preclusione, coloro che saranno iscritti a questa piattaforma. Ulteriormente, se noi saremo bravi a crescere, attireremo sicuramente anche degli sponsor. Abbiamo già predisposto, chiaro che lì servirà un po' di benzina, no? Un po' di carburante, abbiamo già predisposto eventualmente la possibilità di allestire una web radio. Oggi con pochi soldi, con pochi mezzi, basta avere le persone, noi le abbiamo, dei tecnici professionisti pure, si può fare veramente tanto. Ecco che nel momento in cui cominciassimo ad avere un sito online operativo quotidianamente con contributi da tutto il territorio, un canale YouTube che ci permette di fare interviste, filmati, brevi documentari, video anche di quelli simpatici che possono rivolgersi ai giovani, una web radio, pubblicazioni che potranno essere veicolate da questo prodotto editoriale, noi creeremo un circolo virtuoso che permetterà ad Assemblea Nazionale Veneta di crescere, nonostante inizialmente noi continueremo a essere emarginati dai media, ma magari potremo far emergere piano piano delle personalità che poi diventeranno individualmente interessanti, almeno per le TV locali all'inizio e poi via via, e che consentiranno poi di generare un circolo virtuoso che andrà ad alimentare e ad essere alimentato da tutta questa situazione e ci farà crescere nel tempo. L'importante è non avere fretta e non anteporre eventuali mire a breve termine di tipo elettorale a quella che invece deve essere vista come un'operazione a medio e lungo termine e che darà lentamente, nell'arco di qualche anno, forse di un decennio, la consapevolezza molto più diffusa a quella larga maggioranza del popolo veneto che voterebbe domani mattina, lo ha già fatto per l'autonomia, voterebbe perfino per l'indipendenza, ma che forse manca ancora della completa consapevolezza di quali sono le ragioni, le motivazioni, le verità che sostengono questa che non è solo una pretesa per malcontento fiscale, ma che è una profonda vocazione intima che è doveroso continuare ad alimentare per dovere nei confronti di chi ci ha preceduto, di chi ci ha consegnato non solo l'eredità materiale, ma l'eredità spirituale e culturale che fa di noi i veneti, cosa che noi sappiamo tutti di essere, ma che ancora pochi sanno testimoniare all'esterno. Ecco, uno dei compiti fondamentali sarà quello di tipo culturale per far sì che un numero molto vasto di veneti acquisisca questa consapevolezza. Quindi radicamento territoriale, punti d'unione per lavorare verso gli ideali condivisi e sviluppo di una piattaforma mediatica innovativa nuova che permetta di crescere e di scambiarsi vicendevolmente le esperienze per aumentare il consenso attorno ai nostri ideali. Passo la parola a chi mi segue. Grazie, arrivederci. Ok, ottimo riassunto, grazie Davide. Quindi strumenti assolutamente indispensabili e diciamo anche però raggiungibili, poi l'importante sarà farli girare, farli funzionare, riempirli di contenuti come indiscutibilmente siamo in grado di fare, visto tutto, tutto quello che abbiamo sia in termini
come dire, di portato storico che di persone di assoluto valore che sono in Assemblea Nazionale Veneta e che speriamo di poi, per quanto riguarda quelli che non ci sono, speriamo di portarli a entrare in questo contenitore che è apartitico, è sicuramente un contenitore politico, ma è un contenitore di politica che si rivolge al popolo veneto, a tutto il popolo veneto. Una sintesi che una cara amica di Assemblea Nazionale Catalana mi ha così suggerito è quella di: l'Assemblea Nazionale Catalana è il popolo catalano, e se riusciremo, avendo chiaro l'obiettivo, ad ottenere la stessa similitudine, cioè Assemblea Nazionale Veneta è il popolo veneto, credo che sarà il massimo dei risultati che potremo ottenere, il massimo nel senso del più importante risultato che potremo ottenere. La partitica passa, le elezioni passano, gli eletti vengono sostituiti, il popolo resta, e rappresentare il popolo è sicuramente fuori dalle dinamiche elettorali, è sicuramente una cosa importantissima. Carlo Lottieri, ho parlato di dinamiche elettorali, sono sicuro che tu hai qualcosa da dire su queste ultime dinamiche elettorali che sono state sul nostro territorio. Sì, solo qualche considerazione molto breve che muove un po' da quel termine che ha usato prima Davide quando ha parlato di amarezza, no? A seguito delle ultime consultazioni regionali. Perché amarezza? Beh, non c'è dubbio, amarezza perché l'area dell'indipendentismo ha conosciuto una vera e propria disfatta, no? Il Partito dei Veneti, ma anche Veneto Vivo, Sanca Veneta, cioè le forze che in un modo o nell'altro possono essere interlocutori e, come dire, interpreti in qualche modo dei nostri valori e delle nostre posizioni, hanno avuto risultati molto deludenti, molto bassi. E al tempo stesso però io vorrei in realtà, di fronte a questa apparente e poi anche reale per tanti aspetti disfatta, mettere una nota positiva di ottimismo. In che senso? Nel senso che a me sembra che la situazione sia molto particolare. Non è così semplice dire si è preso meno dell'1% o meno del 2%, non è propriamente così. La cosa è più complicata perché in realtà dobbiamo ricordare che 40 anni fa, ad esempio, in Veneto c'erano solo partiti italiani. C'era la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista. Oggi la situazione è molto diversa, quei partiti, va bene, non ci sono più, ma i loro eredi sono in realtà formazioni molto piccole, quasi insignificanti. Le ultime elezioni regionali hanno visto il trionfo di un'area che ha preso 3 voti su 4, che essenzialmente è l'area della Lega. E la Lega, come sappiamo tutti, naturalmente, è una realtà carica di ambiguità, che è diventato un partito nazionalista italiano nel resto del paese, ma che in Veneto continua invece a giocare appunto un ruolo a difesa, meno a parole, della capacità di autogoverno, dell'identità e via dicendo. E queste ambiguità certamente vanno viste in termini negativi, dobbiamo ovviamente criticare questa ambiguità, ma dobbiamo anche capire che ci sono degli elementi positivi, cioè la maggior parte, io penso, di coloro che hanno votato quest'area politica l'ha fatta anche perché c'è stata una sorta di identificazione tra i Veneti, il Veneto e questo mondo. Tanto più che, va detta una cosa che è cruciale, che non è stato il grande successo della Lega, non è stata la Lega in quanto tale a ottenere 3 voti validi su 4, è stato un signore chiamato Luca Zaia, che da tanti anni fa politica attiva, è stato presidente della provincia di Treviso, vicepresidente della regione, ministro, presidente della regione, insomma ha tutto un come dire, cursus honorum alle spalle, che però ormai è all'ultimo giro in regione. Questo è un dato importante. Zaia, che è riuscito a costruire di sé una certa figura, ormai è arrivato, dal punto di vista almeno della regione, al capolinea. È l'ultima possibilità. E dopo cosa c'è? E dopo nulla, nel senso che non esiste, come dire, un papabile, non esistono sostituti. Il personale politico di quell'area mi sembra onestamente un personale politico
molto molto debole. E allora ecco che una delle azioni di Assemblea Nazionale Veneta deve essere quella di rafforzare le idee, diffondere i valori, difendere un certo tipo di cultura che c'è ma che va in qualche modo riscoperta. Bisogna che certi convincimenti in merito all'autodeterminazione, all'indipendenza, alla capacità di autogoverno, eccetera, si rafforzino nei veneti, questa domanda si faccia sempre più forte, che l'agenda politica sia caratterizzata nella mente dei veneti da questo punto, deve essere il primo punto, la cosa che sta più a cuore, e però al tempo stesso, proprio perché dobbiamo prendere atto che le ultime elezioni hanno dimostrato una volta di più che non esistono in realtà veramente i partiti come strutture ideologiche, non più, ma invece gli elettori si dirigono verso figure che a torto ragione, come dire, individuano come in grado di interpretare tutta una serie di esigenze. Ecco che allora c'è la necessità anche da parte nostra, e abbiamo del tempo davanti, ma bisogna usarlo bene, per far emergere delle figure analogamente e anche più significative, che sappiano interpretare appunto tutta una serie di valori, ma che siano appunto anche in grado di farsi riconoscere, che siano note e in qualche modo anche appunto rappresentative. Zai è stato bravissimo a, come dire, presentarsi come il Veneto. Ecco, noi dobbiamo lavorare e trovare all'esterno essenzialmente, dobbiamo trovare nella società civile, nei vari ambiti professionali, delle figure per poi farne emergere una naturalmente quando verrà il momento di elezione regionale, ma delle figure che incarnino i valori autentici della libertà del Veneto e però al tempo stesso siano anche riconosciute, note, apprezzate. Questo è qualcosa di fondamentale. Non dobbiamo pensare, io credo, più la politica in termini meramente partitici, e ANV è lì proprio per questo, a, come dire, vivere la politica in altri termini. Anche però da questo punto di vista dobbiamo capire il ruolo centrale che le persone oggi hanno in un'età che appunto si dice post-ideologica, dove i partiti che avevano, come dire, un imprinting dottrinario forte sono spariti, quindi dove la politica oggi si gioca soprattutto attorno a delle figure. Ecco, dobbiamo far sì che il Veneto veda emergere come dire, una figura, un personaggio, un uomo politico che interpreta il Veneto e che a livello nazionale sia riconosciuto come l'interprete della libertà del Veneto. Oggi non c'è, ma abbiamo tempo e modo, io credo, per operare in questa direzione. E i risultati, gli ultimi risultati, se letti bene, ci dicono che dietro al grande inganno appunto della Lega e dei suoi uomini c'è però, come dire, facile riconoscere una domanda forte in questo senso. Dobbiamo operare per far sì che questa domanda trovi un'offerta, cioè che la società veneta sappia esprimere appunto uomini nuovi che sono appunto però uomini di primo livello che vengono riconosciuti. Grazie per l'attenzione. Uomini di primo livello, uomini che vengono riconosciuti, e un'altra cosa che mi è rimasta in testa dell'intervento di Carlo, la libertà del Veneto. È di pochi minuti fa la bozza del PCM che farà chiudere tutti i locali pubblici alle 18 e la domenica tutto il giorno. Si può essere d'accordo, si può essere più o meno sensibili alla tematica emergenziale che ci costringe anche a questa, diciamo, Assemblea Nazionale Veneta virtuale, ma di certo non si può negare che la libertà sia molto messa in discussione proprio da quegli uomini che rappresentano l'elettorato e in particolare l'elettorato veneto. So che queste sono tematiche molto care al nostro presidente Renzo Fogliata, al quale cedo la parola per le conclusioni, la conclusione di questa diretta. Renzo, se vuoi attivare il microfono. Ah, già Sì, fatto? Perfetto.
Bene. Allora, vi ho ascoltati con molta attenzione, ho ascoltato Carlo con la sua solita lucidità. Ripeto, Davide, al quale non finirò mai di porgere il mio ringraziamento per tutta l'energia che profonde in questa vera e propria missione, Max lo stesso. Ecco, faccio gli auguri a Marco Bassani, che ho sentito ieri sera, che presto credo sarà con noi con più entusiasmo di prima. Allora, guardate, io faccio qualche considerazione che magari potrebbe essere, o forse lo sarà anche abbastanza semplice, banale, perdonatemi per questo. Soprattutto rivolta non tanto a voi che riflettete su questi temi tutti i giorni, soprattutto a chi spero ci stia ascoltando. Come ho già anticipato agli amici, da un lato prendiamo due poli della situazione dal mio punto di vista. L'analisi si potrebbe concentrare su due poli. Il primo è quello che è già stato sottolineato, cioè in questo momento l'oscuramento delle nostre istanze, la difficoltà a comunicare, attenzione anche con la nostra gente, questo è l'aspetto un po' di amarezza. Pensate, io l'ho trovato allucinante come Simonetta Rubinato, questa reazione dei sindaci anche veneti al fatto che il governo italiano per la prima volta apre ai sindaci su poteri di spinta autonomia, anche se legati a questa emergenza pandemica. Io se fossi stato un sindaco, per carità, mi rendo conto, pur con tutte le carenze, dicendo al governo, guardate, ci date queste facoltà, questi poteri, senza darci i mezzi, e va benissimo, abbiamo 4 vigili, quello che è. Ma dall'altro lato, quello che conta è quello che Paolo Sarpi definiva il principio di effettività, no? Che poi è quello che governa il diritto internazionale e, se vogliamo, tutta la politica. Cioè l'autonomia o l'indipendenza, l'autogoverno, come mi piace chiamarlo, si esercita, non è che si predica, si esercita. Allora questa è un'occasione per dire, oh, finalmente il governo italiano si è reso conto che il centralismo non paga e nelle situazioni di emergenza, guarda caso, dopo mesi in cui questo paese è stremato, è in ginocchio, non solo questo paese, l'Europa, il mondo per molti aspetti, sono in ginocchio per questa virulenza, sono costretti a fare in modo che i territori si autogovernino, cioè dovevano essere dichiarazioni programmatiche di questo tipo molto chiare, poi far seguire i fatti, cioè io sindaco di Vatte la Pesca effettivamente porrò in essere dei provvedimenti di questo tipo, cercherò di esercitarli e poi avrò però i limiti dei mezzi che mi sono stati dati, perché questo Stato centralista finora i mezzi non ci darà. Ma mi fa molto piacere l'esercito. Invece no, abbiamo assistito a questo piagnisteo indecoroso, a questa veramente vergognosa sceneggiata di questi piccoli personaggi che, come i bambini, sono andati a dire che il genitore gli ha dato responsabilità troppo presto, gli ha dato le chiavi di casa e loro non sono in grado di gestirle perché hanno paura di perderle, perché non so, perché non hanno gli strumenti per pulire la casa, perché non hanno il denaro per amministrare. Veramente una cosa e hanno invocato, come ha detto la Rubinato, anche questo è ancora più sconvolgente, la figura del prefetto, che incarna proprio il centralismo dello Stato autoritario, perché, come ha scritto Rubinato ricordando Einaudi, prefetto e Stato autoritario vanno a braccetto, democrazia e prefettura invece sono in contrasto. Con rispetto per le figure dei prefetti come persone fisiche che svolgono il loro lavoro, è l'istituzione in sé che è un'istituzione autoritaria. Nasce in epoca napoleonica e viene portata avanti con grande fermento dal periodo fascista, eccetera. Allora veramente quando si sentono, si vedono queste cose, cala uno scoramento molto forte. No? Quindi questo è il primo pilastro, il primo corno della mia considerazione. C'è amarezza per la mancata consapevolezza dopo decenni, dopo 30 anni almeno, di discorsi sull'autonomia, sul Veneto, eccetera, eccetera, mancata consapevolezza diffusa, cioè un'ignoranza istituzionale diffusa, una mancanza di sensibilità diffusa, una incapacità. Io mi ricordo il professor Gris, sociologo, diceva a suo tempo l'autonomia è come un quadro di Magritte, no? Ci si guarda allo specchio e ci si deve riconoscere e poter capire che si è finalmente dei soggetti.
che agiscono in modo autonomo. Invece chi non è abituato all'autonomia, effettivamente, lentamente, diciamo, è come un adolescente che non cresce mai, che ha sempre bisogno di qualcun altro e si disorienta di fronte alla possibilità di autodeterminarsi. E qui i Veneti in questo momento sono dei bambini di questo tipo. Mi spiace dirlo, ma è così. E quindi di conseguenza la disfatta elettorale, per carità, non è solo colpa dei poveri elettori veneti, sappiamo che rappresentanze avevamo, sappiamo tutto quell'indecoroso balletto a cui abbiamo assistito, in cui qualcuno non si è voluto far da parte, in cui qualcuno, perché aveva la firma per le elezioni, ha creduto di poter spadroneggiare, essere prepotente con altri, e escludere alcuni, far entrare altri. Cioè tutte cose che ovviamente con i numeri che erano a disposizione dell'indipendentismo non facevano altro che disperdere definitivamente la fiducia del possibile elettorato. E così è stato, regolarmente. È stato punito quel qualcuno, ma quel qualcuno ha detto Moia Sansone con tutti i filistei, ci ha trascinati tutti, anche un po' nel ridicolo, se vogliamo. Io a quel qualcuno, più di qualcuno di quel qualcuno, avevo detto: guarda che tu scherzi con un simbolo come il Leone di San Marco, alcuni di noi si spendono da 30 anni su questo simbolo, sulla storia, sull'importanza, sulla preziosità di questo patrimonio, non scherzare, non fare il coglione, ma purtroppo non c'è stato niente. Non importa, è storia. L'altro corno della questione però, secondo me, e poi spero di non essere troppo lungo, Max, casomai interrompimi se sto sforando. L'altro corno della questione, invece, che va considerato, dà un certo ottimismo, secondo me. Cioè la valutazione, noi dobbiamo essere in grado di valutare i fenomeni storici ai quali assistiamo, sotto l'egida dei quali siamo destinati a vivere, con un minimo di più lunghezza d'onda rispetto a quello che fanno i giornali, i politologi, eccetera. Cioè capire i fenomeni, leggerli guardando indietro di 20 anni, 30 anni e cercare di guardare avanti di 20 anni, 30 anni pur senza poter avere poteri magici, no? Vedere qual è la direttrice di questi fiumi carsici, che ci sono dei fiumi carsici, che proseguono inesorabilmente anche a dispetto nostro, no? Anche contro le nostre stupidità. Non parlo solo del Veneto, il fenomeno è quantomeno europeo. Se noi avessimo avuto il traino della Scozia quando c'è stato il referendum, certamente quello avrebbe dato una spinta un po' a tutti i territori europei che aspirano a maggiore autonomia, autogoverno, indipendenza, non importa, poi le qualifiche, le definizioni alla fine hanno poca importanza. Certamente c'è nella grande crisi dello Stato nazionale, che non è una buttata mia o nostra, è un dato di fatto, per quanto crisi non significhi che domani mattina lo Stato nazionale non c'è più. Continuerà a fare danni a lungo tempo, continuerà a dissanguarci col suo fisco rapace, continuerà a imporci uguaglianze che non esistono, a livellamenti che non dovrebbero esistere, ecco, rubare da territori per portare in altri, continuerà a fare, anzi lo farà sempre di più, perché essendo in grave crisi è proprio nel corso della crisi che tutto questo si acuisce, perché non sa dove andare a sbattere la testa, non sa dove tirare fuori le risorse, le tirerà fuori sempre dagli stesse categorie sociali e sempre dagli stessi territori. Quindi la cosa peggiorerà, ma peggiora in questo colpo di coda, in questo mostro ferito, che è lo Stato nazionale, che è un prodotto della fine del Settecento, dell'Ottocento, sappiamo cosa ha combinato nel Novecento, ed è in gravissima difficoltà, non è più in grado di gestire tutta una serie di fenomeni che solo i territori dimostrano con i fatti, non con le enunciazioni ideologiche, di poter gestire. Facciamo un esempio concreto di questi ultimi 10 mesi. Parte il Covid, parte il lockdown e partono bandierine italiane dappertutto, in Italia ovunque, tutte le marche di prodotti più importanti ancora oggi diventano nazionaliste, alla televisione le pubblicità, noi prodotto italiano, noi parliamo italiano, noi cantiamo italiano, vuoi mangiare italiano, l'Italia, è una cosa devastante, una rottura di maroni spaventosa, quotidiana. Da questo prendono vigore i centralisti di destra a sinistra, qua a destra e a sinistra sono illusioni, non esistono più, sono categorie storiche che servono solo
per dare fumo negli occhi alla gente che ancora crede che votando PD voterà dispendioso e rapace, sono tutti d'accordo, perché vivono su quello. Tutti quelli che vivono di concorsi pubblici, di posti pubblici, che hanno maree di privilegi da generali della Guardia di Finanza, carabinieri, magistrati, prefetti, chi più ne ha più ne metta. Tutto questo, destra-sinistra, conta zero, conta che il baraccone rimanga in piedi così com'è, senza ledere un solo privilegio. Quindi destra-sinistra non esiste. Dicevo, tutta questa, mi sono perso, scusate, questa politica vive di questa forma di parassitismo, ma come, ah sì, dicevo, scusate, ho ripreso il filo. Questi 10 mesi, allora, parte questa ondata, chiamiamola nazionalista, questa fiammata nazionalista, e addirittura si fanno forza molti soggetti, da ex presidenti della Corte Costituzionale a famosi politologi, a giornalisti di determinate testate ben inquadrate, rette da Confindustria, da determinati poteri, lasciamo perdere la retorica dei poteri forti, da poteri concreti che esistono in Italia, e non solo in Italia, i quali partono all'attacco, dico, oh, finalmente, è l'ora di tagliare fuori le regioni. Questa è la dimostrazione che, per esempio, il problema pandemico, la sanità, come previsto in Costituzione, debba essere gestito a livello nazionale, non può essere lasciato ai territori. E se vi ricordate, parte la gran cassa delle testate più importanti, Corriere della Sera, Messaggero, cominciano il Gazzettino, che è Confindustria, nella pagina generale, cominciano a scrivere, a ospitare fondi di Mario Aiello, di tutti questi soggetti, i quali dicono basta con i provvedimenti fai da te, questo era un po' il linguaggio, oppure l'altro linguaggio è le fughe in avanti, che sono quelle espressioni che giustamente Mario Bertolissi una decina di giorni fa in televisione pubblicamente ha definito espressioni di persone che non collegano il cervello alla bocca. Però lo slogan funziona ed è partita questa gran cassa che è andata ad intaccare addirittura quel poco che le regioni hanno già, come la sanità. Ha cominciato a dire basta, è l'ora di finirla, questa è la dimostrazione che dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanare al Reno, la sanità deve far capo a un unico punto. Ricorderete, adesso non so quantificare esattamente, tutto questo ballatoio di tricolori sui balconi, fino a che purtroppo arrivano i morti, arrivano le bare da Bergamo, arrivano le cose meno piacevoli, quindi tutti quegli sloi bambini, ce la faremo, eccetera, eccetera, tutte cazzate che di fronte purtroppo alla morte e a quello che è accaduto cedono il passo. Cedendo il passo, le regioni, vi ricordate anche questo, cominciano a farsi avanti, sbagliando qualcuno, andando meglio qualcuno più fortunato, qualcuno meno, qualcuno più bravo, qualcuno meno, ma le regioni diventano protagoniste di fatto contro tutte le direttive del governo, che resiste, che dice non potete, dovete seguire noi, tutto un casino di questo tipo. Arriva l'estate e adesso cosa assistiamo? Allo stesso Presidente del Consiglio, il quale con Boccia, il ministro Boccia, con il suo governo, bacchettava le regioni, diceva non potete far fughe in avanti, decidiamo noi, con tutta la gran cassa alle spalle di tipo mediatico, quindi il potere è quello sì forte, perché noi voce non ne abbiamo, ce l'avevano tutto loro, la voce ce l'avevano loro, nonostante questo sono talmente impotenti. Poi con Zaia che bene o male, fortunato, bravo, come vogliamo, riesce ad avere questa forte immagine di salvatore quantomeno del comparto veneto, io vorrei dire della patria veneta, ma per lui è del comparto veneto, perché ha indovinato tante cose e quindi sono messi al governo centrale di fronte alla smaccata differenza tra gestione e gestione a seconda dei territori, più resa di così, arriva l'ultimo DPCM, scusatemi, non so se sono l'unico ad essersi stupito, l'ultimo DPCM che dice chiaro e tondo, beh, facciano le regioni e addirittura facciano i comuni, mancava solo che dicessero facciano le municipalità, cioè è la frammentazione più assoluta, tant'è che è intervenuto uno come Tremonti, non me la sarei mai attesa, no? Tremonti, come sapete, cognome di origine cadorina, bellunese, uomo però di politica nazionale, non mi aspettavo però a questo livello, il quale dice questa è una bestemmia, è una disgregazione dalla quale non si tornerà indietro, irreversibile.
Il fatto che il governo ceda alle regioni, ceda addirittura ai comuni, è sbagliato. La Costituzione prevede che di fronte a un'emergenza sanitaria di queste dimensioni sia solo il governo nazionale che deve provvedere, è una disgregazione irreversibile. Allora, scusate, adesso sono stato un po' troppo lungo e noioso. Cerco di arrivare al punto del secondo corno della questione. Anche la pandemia, ma poteva essere anche Gigi, poteva essere Tony, non solo la pandemia, dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che lo Stato nazionale è morto. È in piedi ancora perché sta in piedi per una serie di interessi condivisi di tanti soggetti, di tante consorterie. Non ce la fa più, non può più gestire i fenomeni, sono i territori che un po' alla volta, finite le grandi funzioni, la moneta, l'economia, che sono tutti in mano a entità ormai ultrastatali. Non parliamo della difesa, no, gli stati nazionali li fa Napoleone perché per avere 1 milione di uomini da far macellare in giro per le guerre, e le tasse e i catasti servono per la tassazione, il catasto per la tassazione, le tasse per la guerra, per l'esercito, e così andiamo avanti tutto il Novecento. Queste funzioni, l'economia, la difesa, tutte queste robe qua, ormai sono in mani ultranazionali, sono in mani diverse. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia non ha più avuto niente, era già in mano degli Stati Uniti, di altri soggetti, ma comunque anche sul piano formale sono quantomeno in mano europea. E di lì sì, questo sì è reversibile, di lì non si torna indietro, questo è pacifico. Nessuno riuscirà mai a riprendersi la monetazione, il governo e l'economia che ormai è mondiale, quindi nessuno può da solo farlo. Tutto ciò premesso, tutto il resto degli altri temi sono i territori che sono solo i territori sono in grado. E allora abbiamo la Scozia, la Catalogna, tutte cose che sapete, ma perfino la Bretagna in Francia, tanti territori, le Fiandre, conosciamo i soliti punti caldi. Però vedete, non siamo solo nei veneti scemi, perché gli scozzesi, che hanno molta più forza di noi e molta più tradizione, non tradizione culturale e storica, perché come la Repubblica Veneta, allora il confronto, con tutto il rispetto che gli voglio bene, sono simpatici, ma erano dei pecorai, ma tradizione dal punto di vista dell'autonomia e quindi del lottare sono secoli che lottano per la loro indipendenza, no? I catalani, anche loro, c'è gente che non parliamo, che porta milioni di persone in strada, sono bloccati. Ma non siamo scemi solo noi. Sono inchiodati. I catalani li mettono in carcere, gli scozzesi sono stati messi all'angolo da una politica molto aggressiva, ma legittima però a questo punto, di autodifesa del Regno Unito, dell'Inghilterra, che per il momento ha prevalso, ma è questione di tempo naturalmente, è solo questione di tempo. Allora c'è un discorso nel quale il Veneto è solo inserito, è uno scacchiere del quale il Veneto fa parte, perché è un'antica nazione europea, come lo sono altre, che ormai sta seguendo delle direttrici storiche che non dipendono neanche da noi, che non dipendono nemmeno da quale personaggio riusciremo a tirare fuori per rappresentare il Veneto, non dipendono neanche da quanto bravi saremo a contrastare determinate linee o da quanto forte sarà Roma per esprimere ancora le nostre istanze. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da fare. L'unica differenza che possiamo fare è nella qualità di quello che lasciamo alla nostra vecchiaia, o se non ce la facciamo ai nostri figli o nipoti, per poter ottenere qualcosa. Quindi come noi adesso agiamo, la qualità della cultura che portiamo avanti, dell'offerta, la sensazione di essere comunità, con quella bella parola che è stata proposta oggi, vera. La differenza la facciamo forse se riusciamo nei prossimi anni, se ci sarà qualche congiuntura che ce lo consentirà, sì certo nelle persone che potranno gestire questi argomenti e quindi forse accelerare i tempi di traghettamento, tutto qua. Il resto, guardate, è un dato carsico, cioè non c'è più niente da fare, ma lo capiscono anche a Roma. Quando questi dicono, vabbè, provvederanno i comuni, sono finiti. Una volta mandavano i carabinieri e l'esercito in piazza, i prefetti, vuol dire che sono alla frutta, non hanno le risorse finanziarie, ma non hanno neanche ormai le risorse politiche. Quando la Azzolina ha detto a De Luca e a un altro governatore, io non sono d'accordo, vabbè, comunque l'importante è che garantiate il diritto allo studio e alla partecipazione a scuola dei ragazzi. Vuol dire alzare le mani e dire, boh, fate voi meglio che potete. Quindi questo è lo sfascio totale. Allora, chiudendo, perché vi ho annoiati anche troppo,
Vi è un corno della questione, ripeto, che ci induce al pessimismo per forza di cose. No, a volte ci guardiamo, dopo tanti anni, e abbiamo la sensazione di essere ancora qua. Tenendo presente però che invece, per quanto la maggior parte di veneti sia molto ancora inconsapevole, per quanto non conosca la nostra storia, per quanto sia molto indietro sul piano politico, però dentro, guarda caso, esattamente come quell'altra storia carsica, sempre carsicamente, dentro i veneti che c'è qualcosa di forte, anche gente, una marea di gente che ha votato la Lega, ma perfino qualcuno che voterà Forza Italia, ma perfino qualcuno che voterà il PD. Dentro c'è sto Leone de San Marco, remena sempre qualcosa, non sanno cosa. Non hanno il coraggio per il momento di staccarsi da altre realtà, come quella nazionale, eccetera. Ma dentro che c'è qualcosa che tenacemente resiste a tutto, perché se resistio all'unità d'Italia, al fascismo, alla Repubblica, resiste a tutto. E senza apparente ragione, perché tutto sommato, se non sai chi era Francesco Foschi, non sai una minchia della storia della Repubblica Veneta o dei Veneti antichini, però eppure dentro sto Leonte dice qualcosa di molto forte e non si scardinerà. E allora speriamo che questo patrimonio, che mostra di avere oggi si usa, no, che piace tanto a Conte, la resilienza, che mostra una grande resilienza, io direi semplicemente una grande resistenza, a qualsiasi forma di condizionamento, a qualsiasi evento storico, che si tramanda ai padri e in figlio, perché il Leone San Marco fa certi effetti a uno dei 80 anni, ma li fa anche a ragazzini di 14-15 anni, tantissimo bene. E che quindi resiste, è là, fermo, combinato con qualcosa che ormai è inevitabile, che è diffuso nell'Europa moderna, basta che qualcuno sfondi, saranno gli scozzesi probabilmente, che prima o poi ce la faranno. Basta che qualcuno sfondi e lì in poi va a domino, anche se non immediato, ma va a domino. Questo invece ci deve indurre all'ottimismo, che non vuol dire un ottimismo idiota, vuol dire l'ottimismo del lavoro. Ognuno secondo la vocazione. Io sono un presidente un po' disastroso per questa Assemblea Veneta, perché purtroppo mi sono scusato tante volte, non ho potuto, non ho saputo, non posso, non so, mettere a disposizione forse più energie di quelle che forse potrei dare. Ecco, potrei dare di più. Ho la mia vocazione. Nel mondo degli avvocati ho l'orgoglio, in un mondo che era ostile da morire, perché proprio quello degli avvocati, il tipico mondo giacobino, figlio di una certa cultura. Non è un caso, perché nell'università si formano questi tipi di mentalità. Ho l'orgoglio di aver portato il corso di storia di diritto veneziano, oggi ambitissimo. Al di fuori del corso, l'altro giorno mi hanno fatto fare una lezione sulla deontologia dell'avvocato veneziano, facendo un excursus della storia dell'avvocatura veneta, Goldoni, eccetera. Avevo 130 persone in Zoom, è una roba, credetemi, una roba miracolosa. Mi piace portare avanti questa cosa. Davide, cioè, ognuno ha i propri talenti, quelli di cui parlava Gesù Cristo, quei talenti proprio nel senso dei soldi che venivano, diceva non metteteli sotto l'albero, fateli fruttare, e portando avanti questi talenti, ognuno di noi darà quell'apporto di qualità di cui abbiamo bisogno. Nel frattempo la storia va avanti, a prescindere dalle nostre cazzate. Scusatemi la lunghezza dell'intervento, ma questo mi sentivo di dire. Beh, intervento che, diciamo, di cui la lunghezza è sicuramente l'aspetto meno importante. Grazie Renzo per questa analisi sociologica e storica anche in qualche modo, e soprattutto anche prospettica. C'è certamente bisogno di avere visione, soprattutto per un'organizzazione come la nostra, che non vuole certo spendersi solo esclusivamente anzi non vuole proprio spendersi sugli aspetti elettorali, che sono così imminenti, vuole creare proprio quell'humus che deve essere pronto per far germogliare l'occasione appena questa si verificherà. Ci piace l'idea di pensare di essere attori anche di poter essere attori anche quando questa cosa succederà, ma intanto facciamo i veneti e prepariamo il terreno, per riprendere la metafora di Davide, e prepariamo il terreno per far germogliare i semi
che sono dentro di noi insieme al nostro leone. Io chiuderei qui la diretta con una frase che mi piace molto e che sento profondamente dentro di me. Sono 3 parole. Viva San Marco. Grazie a tutti.